secoli dei secoli. Amen. Fede, devozione, mistero e una forte spiritualità caratterizzano i riti della Settimana Santa a Cuglieri. Un'atmosfera resa ancora più toccante dal coro di sole 4 voci maschili. Ritmi e sonorità arcaiche che sembrano portarci indietro nel tempo. Del resto c'è qualcosa che lega la cultura, la tradizione, ma soprattutto la solennità di questi antichi riti religiosi al passato di questo centro, posto alle falde del Montiferru. È tra il secondo e il primo secolo a.C. che in questo tratto di costa approdarono i Fenici, popolo di audaci navigatori e di abili mercanti, che qui impiantarono un importante scalo commerciale. In posizione più interna venne edificata la città di Cornus, che rappresentò un presidio militare e commerciale dei cartaginesi. Proprio qui si consumò la sfortunata resistenza sardo-punica contro i Romani. Poco distante, in località Columbaris, una serie di campagne di scavo avviate negli anni 50 hanno portato alla luce i resti di un imponente complesso paleocristiano. Forse l'Episcopio, riconducibile alla misteriosa Senafer, il cui vescovo partecipò nel 482 al Concilio di Cartagine. Sono ben visibili i resti della basilica arcaica, nella quale venivano seppelliti sarcofagi di pietra dei personaggi più importanti di quell'epoca. Altre 2 basiliche vennero costruite successivamente. Al centro di quella che doveva essere la navata principale della Basilica Maggiore è ancora presente il basamento dell'altare, dinanzi al quale si trova la scalinata del soglio episcopale. Una seconda basilica fungeva da battistero, come dimostra il fonte battesimale posto al centro, di forma poligonale, che in origine presentava una copertura a baldacchino sostenuta da colonne, i cui resti sono sparsi nei pressi dell'importante monumento. Fu in seguito alle incursioni saracene che gli abitanti di questo sito e della vicina Santa Caterina di Pettinuri si spinsero più verso l'interno, ai piedi del Montiferru, dove fondarono Gurulis Nova, l'attuale Cuglieri. Quello di Cuglieri è il territorio più vasto della provincia di Oristano. Oltre 120 km quadrati distribuiti tra i rilievi del Montiferru e la bellissima costa nella parte centro-occidentale della Sardegna.
un luogo fra i più ricchi di storia e di cultura, ma anche di paesaggi straordinari, dove una natura superba e generosa si fonde con una tradizione altrettanto ricca e di grande pregio. Fare il bucato rappresentava per molte donne un'importante occasione per socializzare. A piedi o in groppa all'asinello si raggiungeva la fontana dei Tiummemmere, con i cesti carichi dei panni e la voglia di trascorrere insieme questo momento. Tutto avveniva all'ombra delle grandi querce, dove il rumore dell'acqua che sgorgava dalla fontana si mescolava al vociare delle donne e alle risate dei bambini che nel frattempo giocavano vicini. Ogni anno, secondo un antico culto, la notte del Vespro, che precede la festa di San Giovanni Battista, presso la fontana di Tiummemmere, avviene il rito ancestrale del Sabba Muda, acqua silente. Andamis a sa gregia de Santu Giovanne, po toccare si statua di su santu. Poi scalliamo su cammino con sa promessa di stare mudos. Uno infatti è satiri in soli si stradone, poi ti meso bi passan sas animal de sol moltos. Arrivato a sos cantaros con sa bavrisca, nos infundimis sa gara e sempre in silenzio torramis in desegu senza nol voltare e con un'atera toccata su santu si solve s'obbligo de sa bamuda. Profumi, sapori e colori di una tradizione non certo tramontata, ma che si rinnova di generazione in generazione. Come la preparazione delle rinomate panadas di Cuglieri, una vera specialità. Rispetto a quelle prodotte in altri centri della Sardegna, queste panadas si distinguono per la particolare lavorazione e il gusto intenso, dato dalla ricchezza degli ingredienti. Polpa di manzo e maiale, carciofi, piselli e favette fresche, olive, aglio, prezzemolo, noce moscata, zafferano, pomodoro secco, olio extravergine d'oliva e vernaccia. Come noi le rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Sono 5 le confraternite che nella mattinata del Venerdì Santo accompagnano in processione il crocefisso, coperto da un telo di lino decorato, seguite dalla statua della Vergine dei Sette Dolori e da uno stuolo di fedeli.
una grande e suggestiva processione che si snoda lungo le strette stradine del centro storico sino a raggiungere la basilica sul colle di Bardosu. È il momento in cui Saguntra Rughe viene sovrapposta a Sarughe Maestra, in modo da formare un'unica croce. Signore nostro Gesù Cristo, e ti benediciamo perché per la tua santa croce hai redento il mondo. Signore, ci hai redento, Signore, ci hai comprato, Signore, ci hai riscattato, Signore, ci hai dato la vita per la tua morte. È sera inoltrata, quando ha luogo l'ultimo atto del Venerdì Santo, che si concluderà con sisgravamento. La luce crepuscolare in breve tempo lascia il posto all'oscurità, ma il percorso della processione verso la basilica viene segnato dai lumi posti ai bordi delle strade, creando una scenografia di grande effetto che risalta ulteriormente la sacralità di questo momento. Tra la natura superba del Montiferru non è difficile imbattersi in ruderi di antichi edifici come questo chiamato Sadome Suvruschiu. Sarà la sua posizione panoramica isolata in mezzo al verde che ne rende ancora più misteriose l'origine e la funzione. E le pittoresche finestre che ancora resistono al tempo sembrano incorniciare quel panorama così spettacolare che mette in risalto le cime più elevate del complesso montuoso,
come Monte Urtigu, 1050 metri sopra il livello del mare, dal quale, nelle giornate più chiare, il panorama spazia per buona parte della Sardegna.